Io penso che il contributo più importante che darò sarà quello di amministratore di un piccolo comune, perché spesso noi sindaci, almeno io lo sono ancora per qualche giorno, ci troviamo ogni giorno a dover prendere delle decisioni a fronte di nuovi problemi che si aprono. Valeria Mantovan è il nuovo assessore al lavoro e all'istruzione della Regione Veneto. Zaia le ha conferito l'incarico a Palazzo Balbi in sostituzione di Elena Donazzan, eletta all'Europarlamento di Bruxelles. Giovane donna che sono stati due presupposti per la scelta, ringrazio ovviamente tutti quelli che si erano messi a disposizione, grandi profili, non c'è dubbio. Valeria Mantovan ha anche esperienza da amministratore e sindaco e devo dire che fra l'altro devo anche ringraziare Fratelli d'Italia perché mi ha lasciato totale serenità nella scelta e questo è fondamentale. Per la fiducia ricevuta, Mantovan ha ringraziato anche il suo partito, Fratelli d'Italia, e la Premier Giorgia Meloni. Non è sempre facile superare dei pregiudizi alle quali poteva essere comunque soggetta la mia figura e come dicevo prima anche quello legato all'età, no? Quando si dice in maniera un po' semplicistica che una persona è in grado di fare o non fare una cosa in base a questa. Sindaco di Portoviro e presidente provinciale di Fratelli d'Italia a Rovigo, Valeria Mantovan ha 34 anni, più o meno l'età che aveva Elena Donazzan quando nel 2005 assunse la stessa carica, diventando 19 anni dopo l'assessore più longevo nella storia della regione. E dopo Elena Donazzan è stata proprio Valeria Mantovan la candidata donna più votata in Veneto alle ultime elezioni europee. Elena è stato un assessore bravissimo, è stato assessore per molti anni, quindi è chiaro che è una sfida importante. Io dico sempre l'approccio, non si nasce imparati, però l'importante è mettercela tutta e mettersi anche a studiare, ad imparare con umiltà. Laureata in giurisprudenza a Padova, Valeria Mantovan è istruttore amministrativo al Comune di Venezia. Dall'ingresso in politica, appena 24enne, in appena 10 anni ha bruciato le tappe raccogliendo un consenso elettorale crescente e se in regione porterà la sua esperienza di sindaco, alla prima domanda politica su Ius Scholae e cittadinanza cita un'esperienza personale, quella della madre egiziana. Lei ha fatto un percorso molto lungo che l'ha portata alla fine a ottenere la cittadinanza e a dare quel valore alla cittadinanza, perché io credo che sia proprio il percorso che si fa per ottenerla che le dà quel valore. C'è più che altro la necessità di sburocratizzare determinate pratiche che oggi invece sono veramente lente.